Abbiamo il vice segretario qua nazionale dell'UGL Polizia Raffaele Padrone. Di cosa vogliamo parlare questa sera, Alberto? Per ritrovato innanzitutto io parlerei appunto con lei di legittima difesa. È giusto per difendere la propria famiglia e la propria abitazione sparare a un estraneo che arriva appunto all'interno della nostra casa? Lei che appunto insomma, è vice segretario nazionale della UGL Polizia, cosa ne pensa a tal proposito? Ma più che altro parlerei anche da poliziotto. Ovviamente. Non dobbiamo scendere chiaramente nel Far West, questo è ovvio. Certo che parliamo di un articolo, l'articolo 52 del codice penale nostro, che risale al 1889. 1889. Quindi bisogna chiedersi invece se si può sparare o non si può sparare e nelle modalità in cui si può agire ai sensi di questo articolo della legittima difesa. Oggi lo Stato può garantire la sicurezza, la stessa sicurezza che poteva garantire nel 1889? Guarda, è proprio questo. E questo è il problema. Cioè siamo qui che Voi parliamo. siete vecchi. Ormai 44, 45 anni a Pordenone, forse superiamo anche Pistola lì. arrugginita. Pistola arrugginite. Pallottola Proiettili ogni tanto. divise che non Il arrivano vestiario alla che S, ormai... alla S. Vestiario perché la S è stata dimenticata, quindi tutti devono essere grassi e ciccioni. Non abbiamo, torniamo dietro coi tempi, non abbiamo la benzina. Non vengono pagati gli straordinari. Cioè, allora, il discorso è questo: uno entra in casa tua, se è stato depenalizzato il reato di violazione di domicilio, Ecco, guarda. ci domandiamo cosa fa se arriva la polizia che non lo può denunciare? Questa è la domanda. Cioè, faccio io la domanda a voi, cioè, è già Ma, risposta. Padrone, ma non teme che appunto... Ognuno dovrebbe essere libero di... Guarda, sta parlando con un funzionario della polizia. direttore, me ne rendo conto. No, Ma e non il problema, teme no, che ma il problema è siano delicato, i perché sennò di diventa... scienza, no? Esatto, poi È diventa... arrivata la notizia. Diventa... Scusa, poi chiamano. Beh, non è da ridere. Prego, prego. No, è arrivata. Prego cosa? Se dovete aspettare il servizio, prego. Senta, scusi, è entrato adesso. Benvenuti a sti frocioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fifri, e dimmi un po' che c'hai da dire. Continui. Continui a suonare. Non sono Frocioni, non sono Mimì, sono il commissario Raffaele Padrone e ti faccio un culo così. Continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Beh, io penso, come ringraziarvi. Siccome tu sei opinionista e sei un nostro, diciamo, Dal amico 2008, collega, dal dal 2008 abbiamo voluto farti gli auguri, insomma. Vi ringrazio. Sennò è uno di quelli grassi, invece lui fa bicicletta e come. Però la televisione ingrassa, perché poi quando la gente mi incontra su per le montagne dice: ma lei è quello che va a Telepordenone, perché Gigi è sempre magro, lei sembra grosso, invece qui è magro? E ho detto: Gigi c'è un'altra televisione, un'altra telecamera, non può essere grasso Gigi. Auguri, Tutti mi dicono che si deve tagliare i capelli, me lo dicono tutti. Bene. Salutiamo tutte le signore, Appunto, grazie a tutti quelli che mi hanno per fatto. quello, vede. Grazie, auguri Raffaele. Grazie a voi. Auguri. Allora,